quando finisce i soldi, che torna? Ma io quello che voglio sapere a voi, che si muove tutto presto o sono con la ricordo? Stanno poco e poi sono la un'altra zoccola. Amica mia, tuo marito non tornerà facilmente e se tornerà non sarà prima di un mese. Sì, se ne va. Sì, se ne va, ma non sarà per sempre. Ma siete sicuri, Maga? Le carte non possono sbagliarsi. Certo è che se vuoi sapere quale sarà il futuro con tuo marito, c'è bisogno che mi chiami più spesso, amica mia. Certamente, Maga, perché io ho bisogno dei consigli vostri. Sicuramente. Maga, io posso chiamare questo, ma tu mi puoi chiedere se mi puoi chiamare tutte le settimane. Tu mi devi chiamare tutti i giorni, anche più volte al giorno, anche a notte se è necessario. Maga, ma come siete brava, Maga? Allora io ti chiamo domani, ma è sicuro che non vi disturbo, Maga? Ma quale disturbo? Chiama quando vuoi, io e le mie carte siamo qui per te. Certo, Maga, grazie assai, Maga, arrivederci. Ciao, amica mia. E sul passapiano 8 minuti della vita nostra. Te sei misurati 2 euro in da sacco, poi? 1,65 euro, prego, e poi Michele, quante volte la gente che quando io lavoro tu non mi devi disturbare? Lavoro, Ma quale lavoro? Tu vuoi fare solo scema a chi li cretini che chiamano come che la cretina si non va 3 minuti fa. E come di per me? Io sono la maga Maria, la maga che ti indica la via e le mie carte sono infallibili. Le mie carte? Tu fino a 3 mesi sei stata prima, quando a scuola le mie carte? E non ho imparato a fare. Lo fa tanto a prendere, non posso fare pure. Ecco, e ringrazia che c'è stato quel cretino come che ogni tanto telefono perché si ascoltasse a te, che? Adesso non voglio pure fare. Vabbè, non lo può dire nello suo giornale, chi sa chi non è? Un giornale? Io aspetta, non ti faccio il carta, così prima non sta nascendo. Ma non sa, non sta sul giornale. Ma tu la chiedi a Mariano, vieni a Verindo, ma che sa? Vabbè, ci capisci, non mi cerchi così da sta casa, mo è troppo. In questa casa sta tutto fuori posto. E scusate, signor Proietti, la prossima volta ci stiamo più a posto. Ascolta, io non sarò Gigi Proietti, ma comunque sono un bravo attore. E prima o poi ti farò vedere quando arriva la scrittura. La scrittura, sono 2 anni che arriva questa scrittura. Ma che la stessa la viene a fare la me. Io non lo so. Amalia mia, tu sei ignorante. Sì. Ma tu non capisci niente. Ma quando posso tornare a spiegare? Che per arrivare al successo bisogna fare uscire fuori il talento. E per fare questo ci vuole tempo. E vanno tutti, tu sai quando che hai un talento. Scusami perché io non ho studiato con un grande attore, io tengo solo una terza media, mi penso fatto un maestro. E intanto, quando mi vedrai protagonista in televisione di una grande produzione, allora riderò io, sarò ricca e famosa alla faccia tua. Senti, ripeto, tipo non voglio proprio riuscire. Tu da quando ti sei fissato con questa televisione hai fatto mezza comparsa in un posto al sole per miseri 46 euro. 46 euro, mica? Ma quello fu solo l'approccio delle telecamere. Eppure se fu una piccola particina, come hai dato tu, il regista si disse entusiasta delle mie interpretazioni. Questa è. Interpretazione? Mica? Interpretazione? Ma che ne si savaretta a te che trasi per spalle ritto bar e passo stas? Ma che faccio savaretta? L'interpretazione? Ma mi la roteai per favore, va? Ma questo che significa? Il fatto che non si vedeva la faccia non è importante. L'importante era la mimica, la plasticità dei movimenti, la naturalezza. Ma non può capire qualsiasi cosa, ma poi... Per favore, Anche lì? sì, per via la porta e parte la nasa all'ultimo. Ma scusami, ti sei forse dimenticata i miei trascorsi teatrali? E il trascorso teatrale per scudare.
compagnia amatoriale ma ti pagano 4 soldi. Lui è diventato l'attore di teatro. Ma la popolo sorella l'ha fatta, va! Ma quando volete che la già spiegato? Che il teatro amatoriale è il vero teatro. Tutti i grandi attori hanno incominciato da lì e poi hanno sfondato. E poi infatti c'è un mercato tu, ne sono state parecchie e non tutte da 4 soldi. Comunque, adesso ti dovrai ricredere. Cara Amalia, hai trovato la persona che mi fa la scrittura. E chi lo sarà un bruglione come tutti quelli che trovate fino a mo'. Però, Michele, guardami bene, bada, che se questa volta si tratta di cacciare i soldi, carnare non ce ne stanno, perché io i soldi nessuno. Sesso! Non ride nessuno ha preso Basilio! Hai soldi in carta per farci l'occhi di cretini, ti stanno rubando monete e avete per dire quanto passare. Pronto? Sono Magamania! Che non mi lasciate ne sana via! Se non posso perché il scemo non mi chiama tu, stesso tu, mia zania! Io? Tu! Taci! Squalli da far cucchiera! Tuo marito non andrà mai in zona strada! Ti sei forse dimenticato i miei introiti da paroliere? Il paroliere? Ah, che non lo stai ascoltando, un paroliere! Tu devi a scrivere e scimità per i cantanti non melodici. Capochi tengono puro coraggio di regalare scritto loro, pagato sempre 4 soldi. Mio marito è paroliere! Ah. Ma saranno pure 4 soldi, ma sul soldo onesto! Sì. È inutile che fare! Ah. È sempre così. Oggi già sempre non ci gusta mattino. Cara Marianna, tua sorella mi dà il buongiorno affettuosamente ogni mattina. Ma ci sarà che caffè? L'ha già fatto mezz'ora fa, sarà tiepido. Tiepito. In questa casa non può mai pigliare un caffè camera. Sempre tiepido. Tiepido. Ah, ma giorno verrà. Ah, e quanti volte l'ho visto sto film? Ma stai sempre in maniera tuo marito. Ma almeno da mattina. Non ti sembra fare meno, no? Maria, fate i fatti tuoi, ho fatto tutto il pure qui. Ah, sì, hai ragione. Tra moglie e marito è meglio che mi faccia i fatti migliori. Bravissima. Ah, ma non vedo solo la telefonata. Poi ti dimenticare, ieri sera tu volevo raccontare sto fatto, perché tu sei andata a fare la siringa donna Nanni. Io sono asciutta e non da giù più niente, E che gli ha detto che non mi fa stare a pescare? non sta detto. Allora, lui ieri sera ha telefonato come al solito a tutti, ma mamma mia, fatemi le cacche. Allora, ha detto, professore, avete visto, è uscita la dama. Allora, senti, che cosa significa? Come che significa? Significa innamoramento futuro, matrimonio imminente. Vicina la dama, ci ha fatto a sciare, che significa amore con donna matura, adulta. È lui. Se è stato contentissimo, Maria, come sono contento, perché a essere ragazzine non ti piace, a ci piace la donna matura. Dopodiché ci ha fatto la carta del medico con l'infermiera e ci ha detto, professore, in previsione di questo grande amore vi dovete curare la salute. Sì, ma lui l'ha capito. No, infatti Mike si poteva essere un po' più chiaro. Allora dice a Kit, professore, voi non tenete il medico di fiducia? E se Mike lo teneva, ma che il suo medico non teneva l'infermiera? Non è un problema, ci diamo un po' le carte e vediamo che esce. Tanto che a girare la carta e ci ha fatto asciugare cavallo. Allora un cavallo ci ha fatto asciugare una bella piazza. E poi ci ha fatto asciugare tante poeta. Avete visto, professore? Le carte guardano chiaro, vi dovete recare dal dottor Cavallo a Piazza Dante. Non sto io alla volta che faccio pulizia. Brava, vedi perché vicino ci ha fatto asciugare a scopa. Professore, voi quando andate là e vi trovate una scopa avanti, capite che siete di fronte al vostro grande amore, eh? Ma io che faccio a paura chi sta, Maria? Sì, ma però
Certo. Uè, e tu è inutile che ascolti, hai capito no? Non sarò una dottoressa, ma lavoro in uno studio medico. E faccio pure l'iniezione. E poi se ne so più del medico. A proposito, se mi lasciate un po' di caffè pure a me. Certamente, dottoressa Mastrolindo. Ah, ma siamo sentati fino a che si chiama a parlare, che ci diamo un po' di caffè. Allora, si sa, sai, se la capa passata tutte gli ore. Uè, sono Sotto telefono devo mettere a rispondere. E chi lo tocca il suo telefono? Zia Nasta casa si morire ricevere una telefonata. Meno male la ci sta nei cellulari, se no io so. E morire. Va bene, qui, caro Bianco, accomoda, ti prego. Buongiorno, dormire, buongiorno. Prego, a schifo, un valico, le stesse mattina ho fatto scale pulite qui, 7 piani di scala, scopato e lavato. Senti dopo, poi al gusto, fate la più qua, sono già senta ma poi, Sì, vabbè, scusa, ma come si dice a triscia? Ma che ne lavato tua moglie, scià? Non mi credi, una volta la vedo, tu dici che è diventata una commerciante, un bustiere, sono ricco e che scala, lascia fare. Ecco, può fare un po' di bacini, soppia, tuo figlio non può caffè? No, non posso pigliare, anzi lascia da un amico solo a essere guardiolo, che si non scende subito, che non fa una capatana. Che le tante una brava femmina, donna Nannina. Ho che una volta è una brava femmina, ma quando si è mise a vendere si ci chiede contro la parte, non la capisci più, ma non sapere di dire che cosa, sta sempre a fare il canto di ognuno le sue ci ha costruito perché dice che non so buono, si lamenta sempre per tutte cose, e poi mica parla, ma mica quando comincia a parlare non la finisce più. Mi sembra così bello quando vendeva sulle sigarette contrabbando. Queste cose moderni, non mi sei passato un anno. E che puoi fare, caro Biagio? Bisogna adeguarsi ai tempi. Sì, Indobia, ma tu non hai ma quando non sei saputo qualcosa di impresario? Sì e no. Sì o no? No, mo ti spiego. Allora, io personalmente non lo conosco. No, però sai che Nanni Verrà sono un cavaliere ricchio. Un cavaliere riccio. Un cavaliere ricchio. Filo settimo piano. In queste case no. Filo, mi chiedo, era la manda lungo. E più sa quale zio non scopre la moglie che sta una brutta figlia. Sì, perché io suocero può macellare. E non è tanto lo Cesare. Invece il marito dell'amante, un certo Aristide Seghetti, è stato 10 anni a Sicilia, lo chiamano siciliano, ed è un tipo un po' che esiste. Ma tu come fai a sapere tutte queste cose? Come faccio a fare guardaporte? Stai fatta la gente? No. Voglio dire che facendo il guardaporte io ho visto la posta. Vuoi dire che leggi la vostra? E chi si permette? Però che faccio? Una lettera di Varetto, una rinunciatura del buono. Io, per metterla a posto, involontariamente, capite che leggo qualche frase. Ho capito. Involontariamente può capitare. Che può fare? Sì, dobbiamo, a parte con sicuro, varie cose, siamo avanti di impresario. Allora, dovete sapere che la sorella del cavaliere è amica intima, ma molto intima di Peppe Fotocopia. Non c'è Peppe Fotocopia. Non lo conosci. Peppe Fotocopia. Perché io proprio ci abbiamo stata una amica. Allora, io che ho fatto? Sono andato da lei e gli ho spiegato tutta la situazione e gli ho detto che era un piacere che non mi doveva andare. Allora Peppe ha parlato da Ricci. Ma la madre o Ricci? No, non è ma capite da ha parlato da Ricci, la signorina Luisa Ricci. Solo Era il settimo piano, la quale è amica di impresario e l'ha detto mandateci da voi per trovare un attore. Ma è sicuro su quanto? E come no? Che lei farebbe qualunque cosa per te. Non ho sciuttato che è stata così. Ma ripeto che l'impresario lo dice un po' strano. In che senso? E dice che quando deve strutturare un attore, che fa? Sta presente a casa sua con una scusa qualcuno e si inventa delle stranezze per vedere l'attore come reagisce. Per vedere l'attore se sa improvvisare. Così se gli piace
mi fa una bella scrittura. Ma abbiamo così un amico, in una volta che faccio il suo quarto, quando faccio la villolina, vi faccio la più grande interpretazione e chi è sicuro la scrittura, capito? Ma vai sicuro che avessimo a lavorare in televisione? E come no? Ma io ti metto fotocopio, che ti sta mangiando un Mediaset. Mediaset, si dice Mediaset! Ma quando l'hai detto bene? Stamattina l'impresario andava su al settimo piano a trovare la signorina vecchia. Lei gli spiegava la cosa e quindi lo mandava giù da voi, quindi stesso oggi, Catalina un momento a nascere. Mamma mia, mi piace. Vabbè, io non me la va che sono amico, tu vai sindacco, Viaggio, io non so come l'ha già ringraziato, però non ti preoccupare, si ha già scrittura, l'ha già fatto un bel regalo. ma non ci pensate mica, piuttosto non scordate che le cariche a orecchie, che lo dovete assecondare con molta naturezza. Naturalezza, si dice! Non ti preoccupare, Viaggio, sta in mano là. Arrivederci. Non rispondere! Oh, non ti do posso parlare, io mi vado a vestire. Pronto? Sono la maga Maria, la maga che ti indica la Maga, indicatemi la via! Dimmi, amico mio. Maga, mi trovo in via Toria, nei pressi del teatro Totò. Sì. Maga, ma per andare a voi, dove devo andare? E io qua, disprezzare che non la sono mai capito. E non è possibile, e che cos'è? Pronto? Sono Maga Maria, la maga che ti indica la via. Maga, una lettera anonima ricevette, la quale mi diceva che se passo sotto una porta, la testa deve passare. Ma che significa? Significa che ragioni del corno. Minchia! No, però voi potreste sempre provare a entrare per una finestra. Ma perché? Chi entra per la finestra non tiene conto. A voi se c'è propria. Sentite, ditemi un po' come si chiama vostra moglie. A spasa se chiamaste. Aspasia? Va bene. E ditemi, Aspasia lavora o è casalinga? Lavora a Roma, presso il consolato. Qui lo lago con una cusola questa. Vediamo un po'. Avete visto? Prima girava il cactus asciutto e noccioline. E sto asciutto pure in stacchia. Ma che significa? Che a vostra moglie ci piace lo spassa. Avete ragione, Maga, mia moglie piacciono. E non ce l'è, che mi sta? No, ci piacciono solo le pistacchie. Vabbè, sentite, come vi chiamate? Aristide Seghetti per servirvi. Sentite, seghetto, fate una cosa. Per un poco di tempo accompagnatela voi a vostra moglie, facete uno giro con voi. Poi mi chiamate e mi facete sapere se queste lettere anonime vi continuano ad arrivare o sono finite. Va Va bene? bene, Maga, seguirò il vostro consiglio. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. La Sicilia, ma sapevano a me. Pronto? Sono Maga Maria, la maga che ti indica la via. Ma tu state parlando con un morto? Spiegando mi se deve una faccia un Tu state parlando con un morto perché io mi devo suicidare. Scusate, allora io che cosa vi serve? Ma da peccato. Non ve lo posso fare. Perché? Scusate, ma se voi vi volete suicidare, non tenete un futuro. E il cappele non un futuro, ma è obbligatorio. Io non voglio sapere il futuro mio. Io voglio sapere il futuro che è la smaltrina di mia moglie. Allora si tratta di corno. Non decidi più sta parola, se no mi accidiamo un po'. No, non lo diciamo. Va bene, allora mi volete dire come si chiama vostra moglie? Messali. Messa lì.
salire se sta chiamando. Ah, è vero. Il consigliere della sorte si chiamava e diceva Fedele. Amico mio, dimmi che cosa vuoi sapere dalle sorelle Carte su Angela Fedele. Voglio sapere che dopo che sarò morto si deve augurare a Gesù scusare più uno fedele. Bene, andiamo a ricominciare. Ah, amico mio, le mie carte mi dicono che tua moglie non ti tradisce. Ma che carte grida, no? Mi lasci tua vittoria e tutto. Non ti tradisce per amore e non ti tradisce neanche per piacere. Capito? Non lo fa per un po' la carne. Lei ti tradisce per punirti. Ma non mi. A te. E chi l'ha fatta? Come? Tu la vuoi abbandonare? Sì. Ma quando mai? Ma? Tu ti vuoi uccidere. Sì. Ma io non mi voglio uccidere perché io mi ha tradito. E lui dice che non mi ha tradito perché voglio uccidere. E così? Ma rispondi sapere che mai ci deve sempre tradito. Amico mio, le donne sanno tutto, ne sanno una più del diavolo. E allora se non mi uccide che non mi ha tradito senza niente. Ah, così è, amico mio. E allora mo che ha già fatto? Puniscila non uccidendoti, così lei pagherà con il rimorso per averti tradito inutilmente. No, ma io mi devo uccidere perché sono un figliato. E voi prima avevano uccidere perché eravate state traditi. Ora vi uccidere perché siete figliate, ma se non sapevo perché volete morire. Perché Naggi tenuto la ucciderà tutte e due, a cui non fedele. Ma tu fate un buon avvocato, lei non divorzi, che volete fare? No, senza divorzi, ma meglio la morte. Dalla questa morte. Vabbè, vediamo un po' le nostre sorelle che cosa ci dicono. Però mi dovete richiamare perché sono passati gli 8 minuti alla fanata voto con Mariese. Va bene. Allora vi diamo subito. Va bene, arrivederci amico mio. Sempre soldi. Ma in una campesina è da si risposto. Ah, è da scrivere risposta. C'è fa la sera si risposto. Va. Guarda, il faccio qui. Vai, ciao. Oh, bellissimo. Pronto, sono Maga Maria. Ma mi sono sempre. Carissimo amico mio, la mia sfera di cristallo mi diceva che arrivavi. Adesso che hai un futuro voglio leggerlo. Dimmi il tuo nome. Guarda Scannavico. Bene, carissimo Edoardo Scannapietro. Ma Pietro, no! Scannavico, no, non ci sta. È un po' Edoardo se ti piace. Ecco qua, la maggior Edoardo. Carissimo don Edoardo, io prima ci la ragazza è uscita la bilancia. Delinquente, e che lei ha bilancio come ce l'ha? La bilancia vuol dire che tu devi pareggiare il conto. Ma te fa pure come ce l'ha? Ah, che è asciutata, lo devi pareggiare con una donna. Una donna. Saranno le carte che ce lo indicheranno. Amico mio, ma tu quanti anni hai? 60. Bene, vedi una donna sempre più presente nel tuo futuro. Una donna non più tanto giovane, una della tua età. E vedo tua moglie dietro il bancone della macelleria! Zoccolo! Vabbè! Ma ci mette come la prima che tu. Prima che tu. Le carte ti indicheranno chi? È uscito il prete. È uscito pure un palazzo. È uscito pure il bosco. E quant'albera che sta in questo bosco? Io ne conto 32. Ci sono. Ti devi recare a piano bosco 32. Secondo piano prima porta a sinistra. Guarda Anna Maria, le carte mi dico tutte queste cose. E che maga sarei? Io sono Maga Maria, la maga che ti indica la via. E te l'ha dritta sta via a te o no? E vicino la cosa, quando devo andare? E dovete andare
subito. Subito. E poi come faccio a riconoscerla? Sarà lei, amico mio, sarà lei a riconoscere te. Ah, perché puressa si deve vendicare. Chi può dirlo, amico, chi può dirlo? Ma allora ci vado. Sì. Grazie, Mago. Ciao, ciao Edoardo. Mi avete salvato, Dio si faccia lei. Ma che cosa ti devi Mi sento uccidere? forte un'altra volta, Mago. Bravo, chiamami e fammi sapere come va a finire. Sicuramente, Mago, arrivederci. Ciao, Arrivederci. arrivederci. Amalia, mi vado a fare le immagini risposte. No. Come no? Aspetta. No, non devo aspettare, vuoi sapere che è successo? Ha telefonato una che se voleva uscire ne di venuta, ma perché non sapete? Ha una cameriera che non è detto come macellare, dice a G, ma che cosa mi dovete uccidere? Voi tenete un futuro bellissimo, io vedo una donna che viene da vostra età, vi non va a uscire, non va a Essere o non essere, questo è il problema. È molto troppo classiche, ma in televisione ci vuole una recitazione un poco più moderna. Sì. Non so usare statale molto, già sei No. Io già mi immagino i titoli Mike Kings. Allora, forse è meglio in italiano, secondo me, Michele Soprano. Sì. Ma così sono meglio. Bisogna essere naturale. Chi non se ne trova a accorgere che sto recitando, quanto dico era, bravissimo. Devo essere naturale. Come voi, il sanalista. Naturale. Prego, accomodatevi pure. Allora, Trasito. Veramente io sono... Lo so chi siete, vi stavo aspettando. Come non siete una donna? Io? Certo che non sono una donna, ma l'occorrenza posso travestirmi e interpretare un ruolo femminile con molta naturalezza. A me non mi interessa. Io mi devo vendicare. Mi devo dare pan per focaccia. Ma no, amico mio, disse un saggio, la miglior vendetta è il perdono. Quale male ella mi fece, sì da richiedere siffatta vendetta? Ma si fatta, io sono fatta proprio per lo fare. A me dite? Sì. Ma io fui mandato a risanare l'offesa. Pronto sono ora alla vallonta col sangue. Ho sentito qua sangue, forse prima no. Mi senti? Il mio onore chiede vendetta. Se sono andato un po' troppo sul classico, devo rimediare. Avete ragione, amico mio, oggi non si usa più. Quindi, se lei si fece il macellaio, anche voi dovete fare la stessa cosa. Sentite, io non macellare un po' faccio. Ma è logico, amico mio, voi dovete andare con una donna. Fa gruppo quindi che la cerchiate, la seduciate e magari ci facciate anche un figlio legittimo. Chiaramente sei a casa. Sentite, un figlio no, ma la vendetta sì, a due scappi. Sì. Comunque, lo strumento della vendetta. Lo strumento della vendetta è unicamente, non te li conosco. Perché? Lo strumento! Lo strumento della vendetta è la donna. Ah, la donna. Dove sta?
pure a voi. Io lo dovrei sapere, vero? Scusate, passiamo a via Don Bosco 32 secondo piano, prima porta a sinistra. Esatto. Allora da sapere. Già, io lo devo sapere. Io ma... Immaginate Ma non te lo posso dire! perché? E perché? Perché voi dovete essere pronto a superare la dura prova! Ma perché è brutto assai? Sì. Devo superare la dura prova. No, la dura prova, perché voi non vorreste, ma dovete, e quindi c'è un conflitto interiore in voi. Ma convinto, forse non ho forse chiamato. Ma ci, Perché mi deve riconoscere? Madonna mia, i numeritti delle stanno, ma aspettare che sono Senti, io so che voi sapete, ma voi non sapete quello che io so. E se voi non sapete quello che io so, voi non potete sapere quello che dovete sapere. Se voi non dovete sapere, voi non dovete sapere. Non ce la faccio. Se posso sapere. Addosso sta. Scusa, non sapevo che eri impegnato. Buongiorno, chiedo scusa. Se mi presenti mi deve riconoscere e mi deve rubare dalla paese. Però ma non dico molto strana, se vogliamo. Ma io lavavo proprio Scusate, voi Dite a me? sì. Siete voi? Sono io? Ma mi avete riconosciuto? Veramente? No, perché se siete voi mi dovete riconoscere. Ma certo che vi ha riconosciuto, è vero, Amalia? Ah! Voi siete quello che doveva venire. Ah, Ma che finalmente ci siamo capiti. finalmente. No, perché mi sento un po' imbarazzato. Volete usare il bagno? Perché avete capito? È che non so come incominciare. Sentite. Che casa sentite? Vi senta mano la vostra casa, lo accade, mettetela sopra i fiori, così. Vogliamo andare? Era mai. A consumare? A questo, e non deve niente preparato. Non deve niente preparato. Quello è presto. Allora facciamo una cosa. Dici tu? Io vi aspetto qua, mi siedo. Quando avete finito, andiamo a preparare. Va bene, quella è questione di poco, è una parola, una cosa. Ecco, questo sono per voi. Ti ringrazio. Scusate, facciamo una cosa. Andiamo ad aspettare fuori al terrazzo. Così nel frattempo io vi racconto tutte le mie interpretazioni, la mia carriera, quello che ho fatto. Ma ditemi una cosa, come sto andando? Ma nel senso della drammaticità che metto, nell'espressività che faccio. Venite con me, seguite, andiamo qui al terrazzo. È pazzo, Mamma mia, ma è tu che ci passa la stamattina, vero? Sì. Ah, signore sposo, se non ci vado a fare sapere subito, vuoi che ne sapranno lo stuzzillo, ma parla d'anni che sta morendo. Mamma mia, ma che cosa, quali siringhe ci stai facendo a questo che io non capisco da tanto tempo? Ah no, che se ne io parlato rosa. Ah, ma che tiene 90 anni, sta meglio e me. Vabbè, sì, Maria, parliamo di cose serie e di cose nostre. Allora, È successo. Maria, ma che mi sono buono? Ma io non sto bene. Non stai bene. Tu mi pare una zitella, ma pare una
basta, rifinanzatela. E niente di una cosa più bellella. Caccia fuori quella che tiene e fallo vedere che mamma te l'ha fatta. Mettiti una gonna un po' più corta, una maglia più scollata. Accorciati sti capelli, piccati un poco, sorella mia. Che diciamo, si mi mette una bella minigonna e una camicetta scullata. Bravo, basta che fai Andressa. Sì, vado, corro. Muovati, Vai, capito vai. bene. Non ce la faccio. Non ce la posso fare così questa famiglia. Tu non puoi più farlo, Pronto? Sono Maga Melia, la maga che ti indica la via. Maga, voi che sapete tutto, Sì? e siccome hanno fatto l'orologio, mi sapete dire come è per cortesia? E l'ora che me ne accanto non devi chiamare questo nome, hai capito? Cretino! Non fa perdere piede. Ah! E non deve venire da qua prima, va. Pronto, sono Maga Maria, la maga che ti indica la via. Maga Maria, ma telefonata. Ma chi? Marito, ma maga, sono venuti a te. E non va a non ti chiamate stamattina. Per sapere se il marito non tornava. Sì, amica mia, io ti ho riconosciuto subito. E dimmi, che cosa ti ha detto, maga? Ma ti sto perdono. E ti commuove e che vorrebbe tornare con me. E però hai un coraggio, perché smette troppi scuoli quello che fa. E allora? E allora ha chiesto una pausa di riflessione. Però è Grace, appena a voi. E io, ha già questi soldi, questa vita all'albergo, questa ci muove dietro. Ho preso, amica mia, e io che cosa posso fare allora per te? Ma a me ne venuto dubbi. Ma è sicuro che muove bene? Solo sto dubbio qua, è venuto a te. Perché voi pensate che i soldi non lo sempre che sta andando all'albergo? Ma che già fa? Amica mia, le carte dicono che se tu non gli dai soldi tuo marito non torna. E se ce li do? Chi lo bene, se il figlio è stato malato a allora c'è dopo chi sto stesso non torna. Così è. Però ma io c'è dopo. E se si ritorni dall'albergo, no? Amica mia, non fare quello che ti dice il tuo cuore, ma fai quello che ti dicono le mie carte. Che dicono queste sorelle carte? Dice Natale a mamma, dice che soldi, non ce n'era! Così stanno in Sì, signore, e noi ci combinano un bel servizio. Molto bene a studiare i soldi stasera. O lasci uno e una scusa o più pure in da stanza. Brava, fai bene. Grazie Mario, grazie. Mi avete aperto gli occhi. Brava, se non la fermi, certamente, perché io ho bisogno dei consigli vostri. Sempre, Mario, grazie. Sempre. Ciao. Io non vado, sta un po'. Capite un'altra cosa, i soldi è la... Pronto, sono Maga Maria, la maga che ti indica la via. Pronto, maga? Sì? Sono io, il professore Osvaldo Allegretti. Professore carissimo, come va? Male, maga Maria, male. E perché, professore, che cosa è successo? La mia solitudine è l'unica a tenermi compagnia. Ma professore, ieri abbiamo fatto le carte, eravate così contenti, adesso? Lo so, maga, che mi avete fatto le carte. E io ci ho pensato molto. Figuratevi, questa notte non ho proprio chiuso occhio. E perché? Maga, io ho paura. Ma paura di cosa? Ho paura di non essere più in grado di saper corteggiare una donna. Oh, professore, le mie carte hanno detto che voi vi sistemate. Lo so, ma da quando è morta la mia povera Cristina, pace all'anima sua. Amen. Non ho più nemmeno guardato una donna, non saprei cosa dire, cosa fare. No, professore, ma voi siete ancora tanto giovani. Quello poi è come andare in bicicletta. Sapete, una volta che avete imparato, non vi scordate più. Professore,
5 anni con la mia povera testina, pace all'anima sua. Amen. E allora, professore, non indugiate. Andate dove vi ho detto, dal dottor Cavallo a Piazza Dante, e lì troverete la donna che fa per voi. Vedete, pure questo mi fa paura. E se poi là ci sta più di una donna, io come la riconosco? Che cosa le dico? No, Mario, queste cose non fanno per me. No, professore, no, facciamo le carte e vediamo che esce. Ah, avete visto, professore? Come prima carta è uscita la sposa. La sposa. Che significa? Che significa matrimonio imminente. La seconda carta è l'arcangelo. L'arcangelo significa annunciazione a Maria. Ci sono. Questa donna si chiama Maria. Maria. No! È uscita la madre. La madre di Maria si chiamava Anna. Maria, Anna. Ci sono. Questa donna si chiama Marianna. Ma siete sicura? Sicurissima. Le carte non possono mentire. Recatevi dal dottor Cavallo a Piazza Dante. Lì troverete la signorina Marianna. Stanotte facite una lunga dormita, così rimane il mattino vasciatata bello, fresco, tosto, e voi facite una bella pedalata. Grazie, Maga, grazie. Mi avete ridato fiducia in me stesso. E allora io vado domani, poi vi chiamo e vi faccio sapere come è andata. Ma io avrò già saputo tutto. E come l'avete fatto? Ecco, e dalle mie sorelle carte, se no. Già, le carte. Va bene, Maga, grazie. Ci sentiamo domani. Arrivederci. Arrivederci, carissimo professore. No, gli avrei, si fa scanna dietro. Io professore, io non sistema Mariano. Giustamente ci da parlare di stato. Buongiorno. Prego, faccia strada, accomodatevi. Buongiorno, io Lo so chi siete, Edoardo. sono Edoardo di mi manda... Lo so chi vi manda, ma vi prego, accomodatevi. No, vi ringrazio, ma io non ho molto tempo. E quando si viene a casa di una persona per la prima volta ci vuole un po' di tempo in più, sapete, per conoscerla, per chiacchierare un po' di cose. Non vi preoccupate, io mi sbrigo presto. Sapete, sono pratico. Ma voi potete essere pure pratico, però per quando si conosce una persona ci vuole quel poco di grazia, quel poco di gentilezza, per mettere a suo agio la persona che... Sentite, signora, per piacere, fatemi i fatti vostri, e poi io già so quello che devo fare. Anzi, fate una cosa, chiamatemi la persona, per piacere. Ma come scorbuti che chi? Che ne si vuole vaccino, non riesce venuto fa, abbiamo durato. Marianna, c'è una persona per te. Marianna, ma la signorina Vecchia aveva detto che si trattava di uomo, non c'è una donna. Forse mi stanno sbagliando. Adesso faccio la parte dell'amante geloso, vediamo come sarà. Sono Marianna Carrese. Ed io sono Edoardo, Edoardo, ma che bel nome! come se tu non sapessi già il mio nome. Devo ancora aspettarti. Dove sei stata finora? Ma stavo aspettando te. Ma non è vero, non ci credo. Io lo so che mi tradisci. Confessa, dove sei stata finora? A Pavela Siringa. La fine io dovrei crederci. Io lo so che ti sei vista ancora con quell'essere additto del tuo amante. Ma purtroppo io questo non lo posso provare. Ed è solo per questo che ti lascio vivere. Ma ti giuro, non ho visto nessuno, solo la signora Esposito. La signora Esposito, quella anziana che ti copre sempre. Ma non ti preoccupare, perché verrà il giorno in cui avrò le prove. E a quel punto finirai di mentire. No, ma voi non guardate qui. Mia sorella è una persona per bene. Mica come mia moglie non si può macellare. Senti, tu non fai fatti, no, sto lasciando di lavoro. Io abbiamo pure lavoro, che coraggio. Marianna, tu lo sai perché sono
sono qui, vero? Sì, Edoardo. Vabbè, ho capito, forse è meglio che io vi lascio da soli, Marianna, io sono qui perché ho bisogno di farti capire quanto male tu mi faccia. Non ti fatta dire. Basta per piacere e non tentare di convincermi con la tua falsa ingenuità. Confessa il tuo tradimento e lasciamoci prima che il nostro amore ci riconduca alla verità. Ma non dire così. Io lo so che tua moglie ti tradisce col macellaio. Ma ti prego, dimentica chi non ti merita e vivi con me la più bella storia d'amore. Caspita, ma questo è proprio grave. E che sarà aspettando? Oh Marianna, amore mio, perdonami. La mia gelosia è solo frutto della fiducia nei confronti delle donne, dovuta all'infedeltà di mia moglie. Io vorrei crederti, ma la gelosia è più forte di te. Oh amore mio! No, ferma, e non fare così tanto per convincermi. Oramai io non ci casco più. Io lo so che tu tieni al mio denaro e alla mia posizione sociale, ma soprattutto ai tanti regali costosi che ti faccio. Ma Edoardo, noi ci siamo appena conosciuti. Ma ti prego, non dubitare di me. No, invece lo farò perché io non posso vivere nel dubbio. Oh amore mio, se proprio vuoi essere certa della mia fedeltà, ebbene sì, io posso darti la prova. Una prova? Sì. E quale prova può essere tale da fugare tutti i miei atroci dubbi? Edoardo, io sono... No, Edoardo, mi vergogno. Oh, perché dal sentimento di avvince? Dopotutto, tra due persone che si vogliono bene, non deve esserci altro che sincerità, spontaneità, anzi, che dico, intimità. Ebbene sì, te lo dirò, ma promettimi di non ridere di me. Ridere? E come potrei ridere della donna che amo? Edoardo, io sono... Non mi vergogno. Non ti vergognare, perché io ti rispetto. Edoardo, io sono... Tu sei? Io sono... Tu sei? Io sono ancora vergine. Allora me la fantasia! Io qui solamente a scrivere le sceneggiature. Allora tu non hai mai? No, mai. Quindi io per te sarei il primo. Sì, sarai tu il primo a cogliere il fiore della mia purezza. Caspita, chi se l'aspettava? Un'attrice così brava. Oh Marianna, questo fuga unico più dalla mia mente e soprattutto dal mio cuore. Adesso sento che posso fidarmi di te, ti credo e posso finalmente dire che lei è perfetta. Oh amore mio, baciami. Mario! Amore, ti presento Michele, mio cognato. Piacere, molto piacere. Brava, bravissima, siete stata eccezionale. Ma adesso devo scappare, devo andare via. Ma non vi preoccupate, vi ritornerò. E anche molto presto. Siete stata brava, fantastica, eccezionale. Arrivederci, arrivederci. E non la visti chiedere? È il mio fidanzato. Amalia, come sono felice. Conosciuto il suo fidanzato. Scusatela, quella è mia cognata. È un dico un poco strano. No. Io stavo dicendo che voi avete trovato vostra moglie a letto con i macellai. Non io non per interferire, ma non è meglio che la facciamo stare con un ricco imprenditore, così poi lei ci fa un figlio illegittimo e dopo centinaia di puntate noi facciamo incontrare il figlio con il vero padre. Diciamo che io macellaio, non puoi sapere come. E poi non era più coinvolto. E poi non ci capisco, quindi... Quindi legittimo? No. Avete ragione, scusate. Come posso io, misero vitto, mettere parole nella vostra storia? Continuate pure, vi prego. Due vaccini. Non ho fatto più, perché sono stato fortunato.
Perché non c'è? Sì. Ma vi posso interrompere un momento? Posso sapere qualcosa? Non tanto. Quando posso sapere qualcosa sulla scrittura? Impresario è proprio strano! Quando non si sapeva un po' di impresario? Amico, che vi devo dire? Quando il doppio ci fa io stesso, la pelle, e dico per la data volta che la signorina mia ha detto che non andassi di pesare. Ghiaccio. E prendetevi un po' di caffè caldo caldo e lasciate fresco fresco. È tiepido! Effettive della maga. Però ve lo prendo, però devo fare uno sforzo umano. Me lo prendo, non dubito a bacio, che lasciate andare in da guardiolo. Viaggio, voi siete il padrone qua. Ah, siete sempre squisita. E fate un caffè e una cioccolata. Grazie. Vabbè, io vado, Qui piace? Cosa? Grazie assai, ma raccomando, piace. Non dico tu, fate la riccia. No, non ti preoccupare, Michele. Se posso ci vado, non vola. No. Vabbè. Arrivederci. Qui, grazie assai, piace, la cassa della sai. Ciao, piaggio. Ma adesso fa fare. Mazza, la riccia solo lo va a dire riccia. Beh, Perché non l'ho fatta la scrittura. non vuoi sapere niente, si fa. Però tu. Non lo tocca proprio, non la mettere proprio pulito. Questa va. Pronto, sono Maga Maria, la maga che ti indica la via. Ma quale via? E qua la maga. Poi si dà schifezza del mago. Oh, che marito guaiato. Lei, ma se posso avere i siti? Ecco lei, ma non lo capisci di più. Sono un fiatino. Che la scena che mi sta sentendo consigli vostri, mostro la mia guai. Sei tu, amica mia. Ma che cosa è successo? Vedrai che io e le mie carte aggiusteremo tutto. Ma non puoi aggiustare. Mannaggia a me quando l'ho aggiustata a sentire. Oh, senti, amica mia, raccontami che cosa è successo. Maga, ma ricordate che la notizia e le ce ne sono da marito? Sì, signore. E io così hai fatto. Bravo, e ieri sera, quando è venuta a servire i soldi, non te l'ho girato. Bravo. E con la scusa, l'ha chiuso in da stanza. Hai fatto bene. E lui se l'ha mandato. Poi mi ha chiesto perdono e non lo facevi più. E che sei? Ce ne risolvo con cavalli di questione. No, vabbè, che si può tornare quest'anno con me. E tu? E io ti ho seguito i consigli vostri. Ma tutti che i soldi, se potevi scordare. E questo sistema, se è buono, e poi mi faceva scemo. E io, forse sei stato zitto. Ma ho fatto anche solo. Ma che ha fatto? E ha cominciato a piangere. Maga, e adesso non è colpa sua se i femmine sanno innamorare un'issa. Oh, perché maga, io ho marito e lui bell'uomo. Non lo dite? Come questi Daniele, ma ha fatto bene, l'ha già da buco. E poi che è successo? Ma abbracciato, poi basato, poi sei infuocato, e come poi una volta ha bucato mi ha detto che voleva fare l'amore con me. Poi, poi, e poi mi ha detto, allora mi ha detto, ma che signor, e che dovevamo fare? Il Kama Sutra, ma niente meno. E mi ha toccato, non è più, vicino a squadrare che. E poi l'ha fatto. Perché sei costruito? Sapevi i soldi? E se ne è giunto. La stavano attaccato, ma non è più vicino a spallare, non è che non è scorazzato, no?
E mo che già fa? E mo che può fa? Quanta soldi sa pigliare? E che sa, ci deve essere 3.000 euro, 3.000 euro. Le mie carte dicono che non tornerà prima di 2 mesi e mezzo. Ma siete sicuri? Le carte non si sbagliano. Scusate, madre, io prima faccio tutti di cose brutte. Questo è come una pazza. Io me la prendi sciugliuta. Capito, madre? Ti capisco, amica mia, ti capisco. Ma è sicuro che mi ritorno? E te la gitti 2 mesi e mezzo, giorno più, giorno meno. Vabbè, madre, grazie assai. Voi siete proprio un angelo. Sono solo una maga seria. Arrivederci. Ciao, bellina, ciao. Pronto, sono la maga Maria, la maga che ti indica la via. Come quanti stanno a via? Carissimo Don Edoardo, come andiamo? Come andiamo? Non capisco niente di più. Ma voi non l'avete consumata la vostra vendetta? Ma io ci ho provato, ma non ci sono riuscito. E voi quando siete fuiute in corsa dopo che la casa? E voi che ne sapete? E vi siete scordati con chi state parlando? Scusate, ma voi anche che stavamo con le cose tutte buone. Io sono la maga Maria e devo seguire tutti gli amici che si affidano a me. Ma voi siete proprio bravi. Ma ditemi un po' Don Edoardo, che posso fare voi? Io sono molto turbato. E che vi turba? Ieri sera sono stato con la vendetta. Dove ti ha detto la mia sfera di cristallo? Sono avviato un po' ci prendere. Ma che me ne sono scappato, perché là stavo più gente strana, ma... Che succede? Ebbene, ma io volevo invitare di mia moglie. Sì. Ma io quando ho visto quella donna, mi sono innamorato. È scattato qualcosa di mia moglie. Però è stato non ero pronto. E vabbè, e poi? Però da quando me ne sono andato non faccio altro che pensare. Bene, caro Edoardo. Hai visto che insomma non bisogna mai disperare delle situazioni? Io mi sono innamorato, è una bella donna, forte, ma nello stesso tempo la vedo fragile. Ma mo, che ha già fatto? E mo voi dovete tornare in quella casa e andare dalla donna chiamata. No, ma mi tengo paura di tornare da quella donna. Ma come voi avete paura di tornare dalla donna che dite chiamata? No, di lei, ci mancherebbe. Ma è quello che succede da quella casa? Ma là ci stanno tutti che stanno a sera, c'è quasi un zongo che non abbiamo la vita. Parlavo, ma in modo sconclusionato, madre, di lei pazzo. No, le Michele non sta sempre in riccio. Ma no, non è tua, non è cattiva. È un po' stravagante, ma così. Però è una brava persona. Fatemi le carte e facetemi sapere che succede se torni in tanti lati. Prima lo dopo. Andiamo a ricominciare. Voi dovete immediatamente tornare in quella casa. Sì, ma voglio sapere come succede a me. Se voi non tornate in quella casa, voleva una portetta ringopiatta. Sì, ma poi non so nemmeno che le devo dire quando arrivo. Ma che fate parlare il vostro cuore, parlate con amore, ma lo dovete fare subito, prima che è troppo tardi. Allora ci posso andare? Sei subito, immediatamente, mangi la polpetta. Vabbè, ma allora io ci vado. Subito. Grazie, ma. Ciao. Arrivederci. Ciao, Edoardo. Ciao. Bene. No. Dove? Ma mangiamo, si scappano per che te diventi do fuoco. Ehi. Chi di un'altra stamattina
si sono ricordati tutti quanti di venire dal medico. Ma tu lo sai che il lunedì mattina è sempre così. Sì, ma io oggi trovo i genio per la gente. Chissà quale parola vivo. Guarda ne sta capne, ama. Al solito posto. Se fai finta di non capire. Sì, hai ragione, ma io non sto nei panni. Ma tu capisci, non mi sembra vero. Un uomo bello come Edoardo che si innamora proprio di me. E chi se l'aspettava? Come chi se l'aspettava? Io ti ho sempre detto che prima o poi tua sorella ti sistemava. Come sono felice. Sapessi però, ama, che angoscia che provo solo il pensiero di non rivederlo più. E chi sta venendo? Io non so dove abita, che lavoro fa. Sta venendo. Sta venendo? Ma chi sta venendo? Cappuccetto rosso, ma di popoli, il tuo Edoardo sta venendo qua. Ma hai chiamato? Ha chiamato e Maga Maria l'ha convinto a venire qua. No, ma tu non sei una madre, tu sei una santa. Ma ti prego, che mi devo mettere? E mettiti quel completino, quello con cui hai conquistato ieri. Anzi, facciamo una cosa, si chiama Preeti dall'armadio. Sì, andiamo. Lo diceva sempre mio padre, a tre case le sciasciuni, e io volevo fare un solo, in casa la ragazza. Oh, siete voi? Prego, accomodatevi pure. Sì. Quale signore? Ci troverai ieri. Stati là, scusate, ma voi non vi passate quello che avete visto ieri? Senti, io sto qua per lei. Lo so, io sto qua a vostra completa disposizione. Voi comandate e io eseguo. Ok, mamma, perché volete seguire, per favore, qua. Senti, io mi sono impegnato, ho dato il meglio di me stesso. Ho recitato proprio al massimo possibile. Se vi sono piaciuti, mi fa piacere. Altrimenti vuol dire che non sono ancora pronto. E allora mi devo impegnare, devo studiare, devo ancora. Finché non sono pronto e poi sarò a vostra disposizione. Io non lo capisci. Ho capito io, non mi sono piaciuto. E infatti non siete il mio tipo. Ma chi si sta continuando a recitare? E a seconda, Per favore, verifichiamo. vabbè, accomodatevi di modo che la diamo subito. Grazie. Amanda! Ecco il vestito lì. Volevate me? Sì, volevo voi. Non capisco. Ma come non capisci? Non Amalia? capisco. Io ero in cucina, mi trovate così. Voi siete una donna splendida. Grazie, però se permettete io devo andare via. Sta qui ce ne vuole uno lo Già ben andato. sì. Che peccato. Vabbè. Senti, quando è che posso avere l'onore e il piacere di rivedere? Ma quando volete, siete sempre benvenuti in questa casa. Mettetevi d'accordo con me. Arrivederci. Arrivederci. Allora, quando posso sapere qualcosa? Della scrittura! La scrittura, la scrittura. Una bella scrittura. Che degli occhi. Non sono io. Sei morto? Non sono io. Vuoi sapere
occhi! Una volta sulle prime mano! Ma che impresa resta? Lì, Arecchi, non potevo conoscere l'impresario più normale. Ma così dice da dottore che poesie, enigmi, poi c'è una bella interpretazione comica, una bella interpretazione drammatica, e che la così non scrittura. No, era conoscere l'impresario stravagante. Non sono mai capace di capire quando fa sul serio e quando esce. Solita scioltami, ma sa, non se lo fa niente male per solo, poi va. Mamma mia. Lo so, ma state calmi, accomodate, ci ho visto. Sì, pigliate la messa, che cosa posso fare per voi? Avete già fatto quello che mi serve. Vabbè, ma cavaliere non era già finito. Oh, sì. Mi avete salvato la vita. Oh, cavaliere mio, a dire la verità, io la prima volta dove era vicino, come mai avete potuto salvarmi la vita? Me lo chiedete a quest'ora, se non fosse entrato a casa vostra, sarei sicuramente morto. È che esagerazione, cavaliere, ma com'è possibile? Che se non faccio per sì, voi arrivate. Ma avete ragione. Ma dovete sapere. Chi è, cavaliere? Che sei? Sono inseguito da un uomo imperocito, armato di coltello, e pronto a farmi affettire. Ah, voi, cavaliere, ma voi siete così una brava persona, chi può mai desiderare di fargli affettine? È vero, voi non potete sapere. C'ho un suocero un po' particolare. Sai che io fumo macellai e sa lavorare molto bene di coltello. Vabbè, ma pare pure normale, altrimenti come la tagliassa la carne? Ma fin quando si limitasse a preparare la carne che vedi? Ah no? Ma ora si è messo in testa di farmi affettire. E quando Don Ciccio piena decisione, nessuno lo può fermare. Sai, scoperte che mi corna, figlio. Cavaliere, scusate, una curiosità. Ma perché vostro suocero vi vorrebbe fare affettine? Io per lavoro viaggio molto. Vostro suocero ha affetti viaggiatori. E che viaggiando mi è capitato di incontrare una bella signora. E vostro suocero che ne sa? Gliel'ha detto il marito. Perché vostro suocero ha un marito. Il marito della signora. Ah, signor che sta a Roma. E lui che ne fa? No, e poi avete detto che viaggiato, no? E io chissà perché mi ha provato a me in Roma. E ci avete indovinato. Mamma mia, si stava Don Ciccio. No, ma guarda mai, guarda, tu su una volta. Come può sapere che... Aspetta. Chi è? Aprite! Mamma mia, è Don Ciccio. Qui non vi state da, ma non si fare la che lavoro, tu puoi venire. Mi raccomando, solo le vostre mani. Lo vedi? Dovranno passare sul mio cadavere. Ma non nascondete! Ma la rottina si è sbagliata! E allora se la rottina si è sbagliata, vorrà dire che devi dare la meta a Tannabu. Don Ciccio, sta le gambe! Sanno tu non ho una mia. È brava a Filippo che mi ha raccontato i fatti miei. Cacciatela fuori. Cacciatela fuori. Ma non ti scuola! Ma che mica me l'hai capito, cacciatelo fuori quel maledetto, che lo devo uccidere un momento! Onnari, quando vi prego, voi non vi sentite nemmeno tanto bene. Io lo devo uccidere, non l'ho fatto fino adesso, per non far dispiacere a quella cretina di mia figlia. Ma mo che ci ha fatto il corno, o lo posso affallare. Avete detto bene, le corna le ha fatte la vostra figlia, non a mia sia, perché con mia moglie che l'ha fatto, e quindi tengo la precedenza. Il tempo che lo uccido un attimo, e poi lo potete aspettare come vuole. Scusate, ma capite, la casa di quella macelleria! E che tu dici lui che macelleria? E cacciare a Filippo la povera, o se no va come già da chiavi in mano. Senti, oggi ci vanno che qua non c'è! Onnari, un mantenito non si conta. Giusto, io ci la No, a se ci andava no. Io le uccidere,
lei. Non Ciccio, che avete capito? Datemi una sera che mi devo sedere un po'. Io lo devo appellare. Ma lui lo fatte pure. E che te ne decidere voi, che sto meglio di te. Don Ciccio, non transiego, il torto maggiore l'ho subito io. E io lo devo fare con sangue! non faccio la casa mia! E stanno zitti musici di terreggio. Ma io dice, fate con comodo, ma non sporcate troppo! Ma così voglio fare! Hai ragione, allora facete una cosa, non lo fate di sporcare, ma lo sangue di questo poverazzo! Su! Siate superiori alla stessa subita e lasciatelo vivere in rimorso! Ma che state platerando? Ma che state ammaccando lei? Fatevi i fatti vostri e fateci lavorare! Guarda mia, cosa vuoi? Sono faticando insieme tutti e tu. Vieni a capo e papà, e te tagliona! Vieni! Mangia oh, non prego di pezzo! Ma tu come facevi? Fermi! Ma non si parla a morto! Prima venire e poi uccidere! Signora, se voi siete contenta di essere con noi, io certamente non lo so. Se non lo uccide vostro padre, lo devo uccidere io! Ma forse qualcuno mi dà cibo. No, Filippo, nessuno ti ucciderà, io lo saprò perché andiamo ancora. Mi capiva questo? Rosa, tu mi senti buona, vattene a casa e faccio qua. Ma lasciatela parlare, lasciatela dire. Ha detto che è innocente. Non c'è niente da dire! Deve morire! No, signora Cristina, non c'è nessun motivo per ucciderlo. Vede, io sapevo che mio marito viaggiava spesso con vostra moglie per motivi di lavoro. E siccome sì, so che non corretta, io mi sono fatta prendere dalla Jessica. Inoltre devo confessarle un'altra cosa. La lettera anonima, dove c'era scritto che vostra moglie vi tradiva col genio del macellaio, Ciccio Boda di Napoli. Io l'ho scritta io. Volevo dare una lezione a Filippo, ma non immaginavo che voi e mio padre addirittura volevate ucciderlo. Signora Rista, io le chiedo perdono. E anche tu, Filippo, perdona. Ma mi si integro la mia vita. Ma cosa ti dico che mi fa dire? È vero che ti perdono, è vero che lo dite! È vero che ti perdono, ma devi smetterla con la tua assurda gelosia. Sì, amore mio. Ma allora, mia moglie è innocente voi! E io non voglio maggiore! Ma sei sicuro? Sì, papà, Filippo è un marito fedele, sono io che lo assillo con la mia gelosia. Che peccato! Mi piacerebbe proprio sfasciare un mio cuore. Allora possiamo stare tranquilli. Certamente che potete stare tranquilli, anzi, scusasse del nostro ingresso a casa vostra, ma ora devo tornare a casa, da quella amata di mia moglie Aspasia. Buonasera signore. Buonasera Don Ciccio. Buonasera. Ah, signor Devi, siamo mortificati. Andiamo, lo sento. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Ma io per farmi perdonare, ti invito a passare la mia negozi. Sapete, io ho la macelleria alla Calabria Capolino. Venite, che vi faccio un bel servizio. No, grazie a sai siamo vegetariani, arrivederci. Andiamo ragazzi. Troppo tutto quello che abbiamo fatto passare. O frate la Ricci mi ha dato a scritto a buttare. Mannaggia, mi sono raga, succede, raga. Pronto, sono la maga Maria, la maga che mi indica la via. Sì? Assala sua padre! Evviva! Come una chiave, ma un doppio! No! Oh,
Oggi niente, non si mangia. Pronto, sono Maga Maria. Scusate ancora, ho sbagliato di nuovo. Oh, faccio male il numero, forse ci deve essere un'interferenza. Forse, arrivederci. Scusate, arrivederci. Arrivederci. Anna, ti smuove scemo, fai sempre il numero. Ma tu fai lo fammi rispondere a me, no? Come darsi la parola a me o a Marianna. Tu appena si squilla subito, ma non si non fa niente. Poi, allora è scemo a me, Pronto? Ah, finalmente! Volevo sapere se è in casa la signorina Marianna. Sì, un attimo solo che te la chiamo subito. No, non vi preoccupate, volevo solo sapere se è in casa. Sapete, le devo parlare di una cosa molto importante, quindi se mi fate la cortesia di avvisarla. Io sono Edoardo di Prima. Va bene, non si preoccupi, l'avviso io allora. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Buona giornata. Chi hai visto, no? Ma non hai capito chi è? Questo è il fidanzato di Marianna. Adesso tu dai solo Edoardo, di prima, ti devo telefono. Ma io non ho capito perché ha fatto finta di non riconoscermi come Maga Maria. C'era pure la voce, ma non l'aveva solo, No, ma poi, ma che ne sapevo che Marianna rispondeva a suo nome? Ma non è, scusa, eri interessato a caire, scusa, io porto una coppa alle leghe e ti la dombo a scoprire lui. Ma si spiega pure che il scena era un figlio di sbagliato, che l'hai chiamato, risponde Maga Maria, dove sono la casa Maga Maria? E ha sbagliato, e poi così, Grazie, non avevo fatto riflessioni dopo questa cosa. La vera cosa. E allora? Poi cavolo, che stavo là. Sarà visto? Buongiorno, alla compagnia di questa Venite qua, voi non disturbate mai, prego, accomodatevi in questa casa vostra. Prego, accomodatevi e disponete pure di me. Non avevo da recitare. Senti. Come posso io, un misero uomo in terra, poter essere arrivato dal vostro fiato di vita? Tutto quello che voi farete per me avrò dovuto guadagnarlo col talento mio. Che bene va? Della drammaticità impressa nella recitazione, della versatilità con cui reagisco alle vostre provocazioni scelte. Allora mi prendete? Io vi posso pure prendere. Allora un po'. Ma sul set, no? Ma che state lì? Signor, ma che è sto pazzo? E come ti permettete voi di offendere a mio marito? Vostro marito? Allora è che non fai cosa? Non lo so, mi vado a male, ma grazie a lui non sto vedendo. Mica tu non fai cosa? Ma scusate, ma voi cosa sapete? Ma voi fate a vendicare lui con me? Io? E allora perché venite a letto con me? Tu hai letto con lui? Io? Questo caso è guarda! Ma guarda là! Non c'è venuto ancora. Ma ci doveva venire perché io mi dovevo vendicare di mia moglie. Però mi sono innamorato. E la moglie. No, facciamo piacere. Scusate, ma tu una manna da recci, un maschio. Ma che stai? Volevo dire, voi non siete l'impresario mandato dalla signorina Reccia. Ma che è sto pazzo? Ma lasciate scappare insieme a Ma me! no, scusate, ma chi siete? Sono Edoardo Sciannato. E il vostro numero me l'ha dato una madre dell'166, Maga Maria. E come è brava la Maga Maria? E quella è brava proprio. Ma voi siete proprio sicuro che vi ha dato questi
dispiace. Ma non ti date guardi chi è? vuoi che l'impresa? Ma che sta dicendo? No, sentite, tutti quanti, può capire a tutti quanti, non che ci sbagliamo. Però io vi do un consiglio. Ma non andate a votare, mangia, perché poi viaggio solo tutta questa situazione mi spiega tutto su quello che è successo, che non è bravo. E allora perdonatemi, però che bel sogno vi siete stata per me. No, io devo sciutare. Va bene allora, signore, arrivederci, scusatemi ancora. Arrivederci. Arrivederci. Mia bella signora. Arrivederci. Arrivederci. Non è colpa mia, questa signora ha paura per forza salire. Dove sta la sedicente maga? E poi si è fissato che qui ci stanno delle mani, ma io gliel'ho detto, ecco, qua maghe non ce ne stanno. Scusate, ma voi chi siete? Chi sono io? Sono un povero credulone imbecille, eccoci. Beh, se lo dite voi, ma cosa volete? Voglio parlare con Maga. Sono il professor Osvaldo Allegretti e fatemi parlare con la cosiddetta maga. Senti, già me l'hanno detto. Qua maghe non ce ne stanno. Mo si ci tonito tanto a parlare con una mano. Facete una cosa, datemi un accumulo da scatolata da Sibilla. Pure in giro vi prendete, non che basta avermi deriso. Io non vi conosco. Allora, vi abbiamo detto e ridetto. Qua maghe non ce ne stanno. Mo, se non avete nient'altro da dire, per cortesia, datemi una rosita andiamo e facciamo una cortesia. Professore, ma voi qua? Professore, Maria, ma come ti sei conciata? professore, io avevo detto stamattina che il mio cuore è già impegnato. Penso un po' che vi dovete dimenticare. Sia, ma prima voglio parlare con vostra sorella. Ma che sta succedendo? Io non in capo ai Ma questa signora quando per forza si è fissata che qui ci stanno delle maghe. Biagio, non vi preoccupate, scendete pure giù in portineria, ci obbliamo noi. Vabbè, sicuro. Sicuro, Biagio, arrivederci. Siete voi, Maga Maria? Sono io, e voi chi siete? Sono il professor Osvaldo Allegretti e vi chiedo soddisfazione. Professore, qui qua. E come siete arrivato? Gliel'ho detto io, ma il professore stamattina è venuto dallo studio e voleva fidanzarsi con me. Ma io gliel'ho detto che il mio cuore è già impegnato. Sì, ma come fa a sapere che Maga Maria Maria? Gliel'ho detto io. La smuccia. Tu mi fai carcerato a me? No, signora, non si preoccupi, niente galera. Vostra sorella ha avuto pietà per questo povero fesso che insisteva, che era venuto alle nostre fandonie e mi ha raccontato tutto. Ma io che cosa posso fare per voi adesso? Non potete fare nulla. Io capisco che fate il vostro mestiere e capisco anche che vi approfittate di quelle povere donnette che amano credere in queste cose. Ma non dovete prendervi di un povero uomo che si è aggrappato alle vostre chiacchiere per dare un senso alla propria esistenza solo perché dovevate sistemare vostra sorella Zicella. Ma professore, però nessuno vi ha chiesto di credere a queste chiacchiere? Non è vero, nessuno me l'ha chiesto. È stata la mia volontà di ritornare a vivere che mi ha reso un povero credulone. Ma voi ne avete approfittato e questo non sta bene. Se mi aveste detto di avere una sorella da sistemare, può darsi pure di aver preso in considerazione la possibilità di incontrarla. Ma così no, cara signora. Così mi avete fatto solo per male. Oh, ecco la nostra sedicente maga. Oh, finalmente, amore mio, sei venuto. Ma non si può sapere chi si chiede. No, mica, io non sto capendo più niente. Marianna, adesso penso che non è più il caso,
sì, hai ragione. Non è più il caso di nascondere al mondo il nostro amore. Lo voglio gridare ai 420. Ma veramente io volevo dire un'altra cosa. Qualunque cosa tu dica, non puoi dire altre che cose meravigliose. No, insomma, mi fate parlare. Ma sì, certo. Allora, io stavo dicendo che adesso non è più il caso di recitare, perché oramai la sua spontaneità, il suo modo di porsi mi hanno convinto. Quindi, se volete, ho qui con me il contratto. Lo possiamo firmare. Il contratto. Il contratto. Ma allora tu. Ma che succede? Che Beh, Marianna, io capisco che una simile notizia non possa provocare dei sentimenti particolari, ma piangere mi sembra un po' eccessivo. Su da brava, calmatevi. Non vi avvicinate a me. Me ne frega del vostro contratto. Voi mi avete illusa e io ci sono guardato come una cretina. Quindi non stavate recitando, stavate facendo sul serio. Ecco perché era così naturale. ma se posso sapere voi chi siete? Io sono Edoardo Di e sto cercando una serie di attori sconosciuti per una nuova serie televisiva. E la mia amica Luisa Lecca mi aveva detto che mi aveva pregato di venire qui, perché sicuramente avrei trovato la persona giusta. Allora voi siete l'impresario che stavo aspettando. Già, infatti. Però la signorina Lecca mi ha parlato di uomo, non certo di una donna. Però quando sono venuto qui poi a un certo punto la signora qui presente mi ha detto che ero atteso dalla signorina Lecca. Sì, sempre tu, non ti vuoi. Sempre tu! Allora è stata un'occasione a momento. E tu ti preoccupi della tua scrittura e non della mia delusione. Mi dispiace solo che ho fatto male a un uomo buono come il professore. Mi ricordate molto la mia povera Cesina Casa. Ma che dico? Ma certo Osvaldo, facciamo stasera. Ma che dico su? Diamoci del tu. Davvero dici? Che bello. Ho giusto 2 biglietti per un concerto di musica da camera. Da camera? Osvaldo, ma noi adesso ci siamo conosciuti. Dammi prima un po' di tempo. Adesso ci andiamo a fare prima una bella pizza. E poi penseremo alla camera. E mi dispiace solo che avete perso il vostro tempo inutilmente. Sentite signor Del Re, Michele Del Re. Sentite signor Del Re, oramai non posso fare il provino come normalmente sono abituato a fare. Però che le devo dire, lei mi dà fiducia, sì, perché il suo modo di porsi mi ha convinto. Quindi che dite? Se al posto della signorina sul contratto ci mettiamo il vostro nome, siete d'accordo? E che ne dite? Che ne dite? Tanto che lo so, stiamo uscendo e mi trovo una nuova caffè. Mica uscite, ti stai già sciocata. Firma questo contratto, prima che ci pensa a fare. Signore Edoardo, prego, appoggiate. Ma allora è vero! Certo che è vero! Posso! Appoggiatevi E come qui. no? Fate questo contratto. Beh, Marianna, fatti a mettere qualcosa di più decente addosso. Sì, vado. A presto. Ciao. Signora Maria, io vi chiedo scusa per lo sfogo di prima. Comunque mi sono grato, No, ma scusate voi, professore. Anzi, Osvaldo, visto che fra un po' saremo parenti. Lo spero proprio. Sentite, anzi senti, scusami, non mi avvico. Ma sempre dopo quando fa bottoni, a me piace Maria. Vieni qua, vieni, accomodati. Bene Michele, a questo punto diamoci del tu. E mi raccomando, domani dovrei partire per Roma per fare le nuove registrazioni. E però non ti preoccupare, perché sarai tutto spesato.
vitto, alloggio, viaggio in prima classe. Sì, però mi raccomando, portati qualcosa a persona, perché ci dovrai rimanere per molto tempo. Ti telefono domani e ti darò le modalità. Grazie assai. Prego, Grazie. E così mio marito se ne va a Roma. Non sei contenta? Sì e no. Sì o no? E te l'ha già detto, sì e no. Non cominciare sì e no che mi fa incazzare, Sono contenta ma non mi dà paura. Ha paura? E che ci sta mentre sta paura, no? Perché tu sai, sono una femmina semplice, vivendo sulla terza media. Tu poi me lo dici sempre. Amalia non capisci niente. Ma No, fammi parlare. Perché io non capisco talento, non capisco la recitazione, non capisco teatro. Ma mica io una cosa la capisco. Mi capisco la vita. E io e te ci siamo sempre dovuti arrabattare. Ma non ci è mancato mai il necessario, può sapere perché? Perché noi ci vogliamo veramente bene. Poi tu mi era un po' di tempo che non riuscivo a lavorare e io mi ho già avuto a mettere affamata. Perché sono quelle che porta Mariana un team di ragazzi. No, io non ti dico dove faccia mica perché io lo so che tu sei brava e tu riuscirai in quello che farai. Però non fai a loro Michele. Chissà quando torno e chissà come torno. Che stai dicendo? No, Michele, io non sono gelosa, te lo giuro. Io ti sto dicendo questo perché hai paura che sono un successo, sta bella vita, una donna cagnata. E io non voglio parlare, perché non voglio una questione di termini, come si muove. Ma come posso cagnare? Ti pare che a 40 anni non sono capace di capire certe cose? O successo, a bella vita, i soldi. Ma che sono se non tengo una mano vicino a me? Io me ne vado a Roma, vero? Ma tu vieni con me! Tu mi portai con te? Sì, basta con sta magamania. Ti voglio amare a mia vicino a me. Mica, forse per un momento non è possibile, sai, io poi non te l'avevo ancora di te, perché sapevo che era una cosa che tu ci tenevi, ma che la Maga Malia ha avuto una scrittura per la televisione per una serie di puntate di cartomanzia dal vivo. Sai, non avevo paura che a te dispiacere. Ma mo ti piacesse fare una televisiva? Certo, se sto sicura che a te non ti dispiace e che tu non cagna, a me mi piacesse. Ma perché mi avesse a dispiacere se oltre che del mio successo posso godere anche del successo di mia moglie? Ah, basta che però non vai con lo stesso orario lì! Mica, ma questo non la sarà. Ma sto pazziando, noi facciamo pure la concorrenza. Ah, ma visto? Hanno fatto una bella coppia televisiva. Scusa un momento, ma... Prego. Tu, ma posso chiedere una cortesia? Ma prego, dite. Ma poteva costare una cosa di soldi? Ma per fare È perché lo voglio portare a mangiare. Va saluto e sul rispettabilissimo pubblico.
sera. Per la categoria migliore attore non protagonista, i candidati sono, un passo avanti, Don Biagio interpretato da Marcello Ascione, Edoardo Scannapieco interpretato da Luigi Matozzo, Osvaldo Allegretti interpretato da Pino delle Donne, Edoardo Di Prima interpretato da Domenico Bottiglieri, Filippo Recchia interpretato da Elio Giusto, Don Ciccio Improta interpretato da Ciro Sigillo, Aristide Seghetti interpretato da Carmine Musella e Peppe a cornetta interpretato da Onofrio Iliano. E per la categoria migliore attrice non protagonista, i candidati sono Iniziatina interpretata da Domenica Cimino, Marianna Capece interpretata da Diana Schirma, Giulietta Recchia interpretata da Teresa Pannone, Per la categoria miglior attore protagonista il candidato è Salvatore Motta, che ovviamente ha interpretato Michele Del Re. Per la migliore attrice protagonista concorre Roberta Ronchi, Amalia Capece. Ricordiamo che l'attore e l'attrice che si aggiudicheranno il premio miglior attore protagonista e migliore attrice protagonista riceveranno rispettivamente una borsa di studio valida per lo stage di recitazione cinematografica per l'anno accademico 2014-2015 della scuola di recitazione del Teatro Totò. Per la categoria miglior regia, il candidato è Luigi Matozzo. Il regista vincitore del premio miglior regia riceverà un abbonamento valido per 2 persone per la stagione teatrale 2014-2015 del Teatro Totò. Per la categoria miglior compagnia, ovviamente la candidata di stasera è la compagnia Marcel. La compagnia vincitrice del premio miglior compagnia parteciperà fuori abbonamento alla stagione teatrale 2014-2015 del Teatro Totò. E infine lo spettacolo di questa sera, Maga Malia, è candidato al premio miglior spettacolo. La compagnia vincitrice del premio miglior spettacolo parteciperà al Festival Ridere 2014 presso il Maschio Angioino. E ora prego il presidente del CRAL, signor Luigi Smelzo, di salire sul palco e quindi di prendere la parola. Grazie tanto, è arrivata la serata di ringraziare principalmente voi tutti che siete intervenuti per questo grande evento, la missione nostra è la beneficenza che noi stasera siamo riusciti a fare colpo perché siete intervenuti in tanti. Tra l'altro voglio ringraziare l'azienda che ci dà la nostra grande mamma, che noi tutti chiamiamo, che ci dà la possibilità di svolgere questo grande evento. Poi voglio ringraziare gli attori, tutti quanti che ci hanno dato questa possibilità, con il loro lavoro, vi posso assicurare che è stato un lavoro assai grande, questi nostri colleghi, dopo l'orario di lavoro, le prove, tutta una serie di ringraziamenti. Voglio invitare il direttivo del CRAL tutto, perché i miei colleghi insieme a me
abbiamo fatto, diciamo, anche noi, diciamo, abbiamo partecipato a questo lavoro tutto quanto. E poi lasciatemi dire, e questa è una cosa che io voglio fare e mi dovete consentire, io voglio ringraziare a nome del direttivo del CRAL il nostro collega Luigi Migliaccio, che è stato lui insieme al regista il progettatore di questo evento. Senza di lui stasera noi qua non ci potremmo stare, perché lui insieme al regista hanno portato avanti questo lavoro così eccezionale e bello. Noi ti ringraziamo a nome dei nostri colleghi di tutta la Selex e a nome di tutti gli attori. Voglio invitare l'ingegner Cristiano, il nostro rappresentante dell'azienda, affinché voglio invitarlo sul palco per ringraziarlo a nome ufficiale del nostro ingegnere e anche l'ingegnere. Allora, ingegnere, io le passo la parola, io credo di aver detto tutto e che nessuno ho mandato a qualcuno. Assolutamente, mi tocca un compito un po' particolare, normalmente apro la serata, questa sera mi tocca chiudere la cosa più difficile, però veramente è stata una serata veramente bella, perché si riesce a coniugare quello che è la passione con la beneficenza, con lo stare insieme, che di questi tempi non è tanto d'uso, ecco, quello di vivere insieme delle esperienze di questo genere qua. I ragazzi tutti, chiamo ragazzi perché quando uno recita in questo modo è ragazzo, il CRAL che era preoccupato, dice quando comprano i biglietti quando comprano i biglietti, invece no, la sala è piena, strapiena, perché giusto successo vostro, i vostri impegni e tutte le cose che fate lo fate veramente con amore. Grazie a tutti. Ancora un'altra cosa, diciamo che stasera ci scusate, non riusciamo ancora a sapere, tutta una serie, la cifra che noi dobbiamo dare in beneficenza. La daremo all'AIL, Associazione Italiana contro la leucemia, il Come Minore, e daremo anche alla piccola casetta di Nazareth che sta al lato Padre. Questo è il nostro obiettivo, vi ringraziamo e buonasera a tutti.